Ed ora un nuovo argomento per la consueta rubrica 3 minuti per la tua salute curata dal dottor Paolo Madeschi. Si parlerà di dermatologia insieme al dottor Maturi. Vediamo. Bentornati a una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute, la trasmissione Video Sound che parla dei problemi della salute del nostro territorio e anche oltre. Oggi, venendo incontro alle diverse richieste di voi ascoltatori, abbiamo invitato il dottor Maturi, il dottor Alessandro Maturi, che è responsabile della dermatologia della casa di cura Rizzola, che voi conoscete perché è stato ospite altre volte, per dire cos'è la dermatologia. Molti ci hanno chiesto, ma cos'è, di cosa tratta la dermatologia? Ecco, prova a spiegare un po' tu. D'accordo, grazie dottor Madeschi. Allora, io mi presento, sono dermatologo e parliamo di cos'è la dermatologia. La dermatologia è una specialità che si occupa dei problemi delle malattie della pelle, la diagnosi e la cura delle malattie della pelle, per esempio la psoriasi, le dermatiti da contatto, le micosi, i funghi della pelle. Però si occupa anche delle affezioni degli annessi cutanei, le unghie e i capelli. Pensiamo alle onicomicosi, alle onicodistrofie, pensiamo alle affezioni dei capelli, in particolare... Sulle onicoglifosi forse magari non tutti sanno cosa sono. Beh, sono le infezioni dovute a funghi che attecchiscono nelle unghie delle mani e dei piedi. Invece nelle affezioni dei capelli pensiamo soprattutto alle alopecie, alle cadute di capelli. La dermatologia è anche venereologia, cioè si interessa delle malattie a trasmissione sessuale, la sifilide, certe forme di uretrite, i condilomi, eccetera. Un settore importante in dermatologia in crescita è la prevenzione del melanoma, quindi la visita dei nei, dove serve dermatoscopia e mappatura fotografica dei nei per appunto fare diagnosi precoce del melanoma e fare un controllo accurato, un follow-up accurato dei nei a rischio. La dermatologia ha anche una parte chirurgica e quindi soprattutto la piccola chirurgia, asportazione di nei chirurgicamente con sutura, ma anche metodiche alternative, per esempio la crioterapia per le verruche, per le cheratosi solari, la diatermocoagulazione, per esempio per i fibromi peduncolati della pelle, sempre per le verruche, e soprattutto il laser negli ultimi anni, che ha sia applicazioni di piccola chirurgia dermatologica nelle neoformazioni cutanee benigne, sia applicazioni estetiche, per esempio la depilazione, la rimozione di cisti, di angiomi, di tatuaggi, e poi anche attenuare le cicatrici, per esempio le cicatrici d'acne, le rughe della pelle, quindi un ringiovanimento della pelle. Quindi è una specialità molto vasta. Bene, noi ringraziamo il dottor Maturi, che avremo ospite la settimana prossima e ci racconterà di cosa si occupa in modo particolare lui.